Buongiorno da Adria, una settimana dal ballottaggio e siamo qua con Massimo Bobo Barbuiani. Avete avuto contatti, Massimo, con l'altra lista di centrodestra Passadore Sindaco? Non nascondo che ci sono stati dei contatti con diverse forze politiche, diverse liste civiche, diversi partiti, ma nella riunione di giovedì sera, alla presenza dei 60 candidati che hanno sostenuto la mia candidatura, è stato deciso di non fare nessun tipo di apparentamento, nessun tipo di accordo. Naturalmente ci rivolgiamo a quel popolo di centrodestra che ovviamente tra un candidato di sinistra e un candidato di moderato di centrodestra dovrebbe naturalmente scegliere il candidato di centrodestra. Sappiamo già, ho avuto anche tantissime testimonianze di persone che avevano votato la candidata Sandra Passadore, che in forma strettamente privata mi hanno già detto che sono orientati a rinnovare la fiducia all'ex sindaco Massimo Bobo Barbuiani. Abbiamo già il direttivo regionale, il direttivo provinciale, il direttivo comunale che ha già dato indicazioni ben precise e ben chiare a quell'elettorato che si conosceva nella candidata Sandra Passadore di appoggiare Massimo Bobo Barbuiani. Se Sandra, come sempre, deciderà di andare e di non essere sintonizzata sulle linee del partito, non so più cosa dire.